Allora Pippo Dimone, portiere del Seregno, una partita che poteva cambiare verso in tanti momenti, in tante situazioni, in tanti episodi, alla fine un pareggio che ci fa contenti o ci fa stretto? Sicuramente noi puntavamo a vincerla e almeno allungare un po' la distanza da Sandrigo. Portiamo a casa un punto, muoviamo la classifica, comunque venendo da 7 sconfitte di fila era bene muoverla, tirare su un po' l'umore e sicuramente era importante non perderla a un certo momento della partita. Dopo il 3 pari del Sandrigo siamo stati un po' in difficoltà e abbiamo reagito bene perlomeno, e quindi vediamo il bicchiere mezzo pieno, però in settimana ne riparleremo sicuramente. Ecco. Senti, dicevamo due squadre che forse meriterebbero di essere un pochino più vicine a quelle davanti, è andata un po' così, ma come possiamo recuperare per il finale? Ma sicuramente giocando meglio a hockey. Sandrigo penso che abbia una squadra di tutto rispetto e anzi l'ultimo posto penso che non sia veritiero sul serio. Nel nostro caso invece pecchiamo in certi momenti della partita e quando prendiamo un gol ci buttiamo giù completamente, questo è un po' il nostro problema, più che altro mentale penso. Quindi spero che entro la fine della stagione mettiamo a posto un po' questo problema e ci salviamo in tranquillità per poi ricominciare il prossimo anno e magari puntare a posti più alti della classifica. Ecco. Quindi Pippo Dimone il prossimo anno lo vediamo con noi? In teoria sì, mancano gli ultimi dettagli, però sì.